Sciacca ha rinnovato per la 400ª volta il solenne voto di ringraziamento a Maria Santissima del Soccorso, patrona della città. Nel giorno simbolo del 2 febbraio, una processione intensa e profondamente partecipata ha attraversato il centro storico, richiamando migliaia di fedeli provenienti da Sciacca, dai comuni limitrofi e numerosi emigrati rientrati dall'estero, in particolare dagli Stati Uniti, per prendere parte a uno degli appuntamenti più identitari della comunità saccense. Il momento culminante delle celebrazioni si è svolto nel pomeriggio, quando oltre 100 pescatori, come vuole la tradizione, hanno portato a spalla e a piedi scalzi la statua in marmo bianco di Carrara di Maria Santissima del Soccorso, opera degli scultori Giuliano Mancino e Bartolomeo Birrittaro, giunti a Sciacca via mare nel lontano 1503, un gesto che si rinnova da secoli, che affonda le sue radici nel voto del 2 febbraio 1626, quando la città, duramente colpita dalla peste, si affidò alla protezione della Vergine, chiedendo la liberazione dal flagello. Noi che portiamo la Madonna affidiamo tutto di noi, le nostre famiglie, la nostra vita alla Madonna, la portiamo per questo e è un'emozione indescrivibile stare là sotto. Sotto la Madonna circa 100, un po' meno di 100. Sì, ognuno ha i suoi compiti, è formata dai portatori e dai timonieri. I timonieri dirigono la Madonna, nel senso le direzioni e tutto. Poi ci sono i portatori e poi c'è il presidente della cooperativa che dà l'ordine di alzare e abbassare le fermate. Quando è stata fatta la statua della Madonna, quando è stata commissionata a Palermo ed è arrivata via mare, quindi è arrivata al porto e quel giorno c'erano i pescatori, l'hanno portata qua in Basilica e hanno fatto il voto di portarla tutti gli anni i pescatori insieme. È una festa che coinvolge tutta la popolazione 2 volte all'anno in modo massiccio ed è significativa di un attaccamento, è una sorta di appartenenza e identità di tutta la popolazione, ma anche di quelli ormai emigrati negli Stati Uniti che anche ritornano qui periodicamente proprio per partecipare a queste funzioni. Ha un suo fondamento storico. In molti documenti della Madonna, che riguardano la Madonna e il coinvolgimento della popolazione li troviamo nel libro rosso della città, anche nel libro verde, che sono libri storici. E ci sono delle tradizioni, alcune fondate, altre un poco meno, però diciamo, la Madonna è capace di unificare e unire le forze, le espressioni diverse di questa città. Originariamente il titolo era Madonna della Purificazione e del Soccorso, poi nel tempo diciamo, è prevalso questo secondo titolo. La purificazione perché questo è il giorno dell'offerta del bambino Gesù al Tempio e della purificazione di Maria, e con questa, siccome la peste veniva concepita come una sorta di punizione, no? Per cui il soggetto veniva punito, e allora c'era questa sorta di considerarla come un'espiazione, per questo fu scelto il giorno del 2 di febbraio. E anche la concezione che la peste cessò come una sorta di aria che si esaurisce intorno al manto della Madonna era perché c'era una concezione popolare che la peste veniva trasmessa tramite l'aria mentre era un insetto. Tuttora si dice aria morbifera, aria appestata, ma erano concezioni popolari. Ora determinate cose non sono scientifiche o accertate storicamente, però noi le accettiamo diciamo, come una sorta di tradizione popolare, quello della fumata, ma molte cose sono fondate storicamente. Dal primo momento in cui la statua arriva attraverso un veliero nel porto di Sciacca, viene presa in carico da questi marinai pescatori che la portano nella vecchia chiesa che c'era prima, dove oggi c'è la chiesa di Sant'Agostino. Per cui annualmente poi, per la verità per molti anni ci fu solo una processione annuale, poi nel 1848 si aggiunse quella di agosto, ma in queste 2 processioni sono stati sempre i marinai. Oggi tra i portatori ritroviamo anche persone non del ceto marinaio, però diciamo, sono loro che rappresentano questa categoria dei portatori.
le persone hanno sentito di dover dimostrare questo intervento della Madonna nella propria vita in modo miracoloso, in modo prodigioso, donando un oggetto d'oro proprio a significare questa preziosità dell'intervento della Madonna nei propri confronti. Per cui si sono accumulati dalla metà del 600 ad oggi qualcosa come 1500 oggetti preziosi, un centinaio dei quali sono esposti al Mudia, che è il museo diocesano posto alle spalle di questa chiesa, e gli altri invece che vengono periodicamente nelle due processioni esposti a mo' di tendina intorno al Fercolo. Studiando questi gioielli c'è la storia dell'oreficeria della Sicilia occidentale, qui maggiormente rappresentata dal fatto che ci sono qualcosa come una cinquantina di collane esposte nella parte alta del Fercolo e varie altre collane in corallo di Sciacca esposte sulle tendine, quindi diciamo che c'è una certa storia legata anche a questi monili, storia locale importante, e naturalmente la gran parte di questi monili in corallo vengono dal mondo della marineria. Un cerchio che si chiude, sì. È una storia lunga, 4 secoli, è una storia fatta di fede, di tradizione ed è una storia unica, tant'è che siamo collegati anche con le comunità italiane, saccensi che stanno in America, ci sono anche fedeli di Boston, fedeli di Norriston, quindi questo dimostra quanto questo legame è forte. È un legame forte, siamo al IV secolo dalla liberazione dalla peste ed è un evento storico, un evento di fede, un evento che attrae anche tanto turismo, e infatti naturalmente questo è uno di quegli eventi attrattori per il nostro territorio, sia il 2 febbraio ma soprattutto il 15 agosto. Il 15 agosto solitamente è la giornata dedicata a Maria Santissima del Soccorso, quindi in realtà si ripete per quel motivo, ma naturalmente la liberazione dalla peste avvenne il 2 febbraio di 4 secoli fa, quindi per noi la processione vera e propria è quella del 2 febbraio, poi si ripete il 15 agosto, ma naturalmente siamo consapevoli che quel ricordo storico è legato a 4 secoli fa.